Ieri là de proprietà lietinche volte io, che sin tutto queste grandi cose, ma non sono nemico je vadeve, ieri stracche sul serio. E quando ci si scossa in che maniere, un po' si pensa e un po' si lascia. Perché lui tu sta liet, o lui tu su, per mio conto era che lo stesso. Morì era una roba sola. Io a dirti la verità, non hai avuto paura dal terremoto, e hai avuto paura di ciò che hai veduto dopo dal terremoto. Perché che intanto, in che sera dal 6 di mai, ieri a ore la sua zingheria, quindi era un'azienda rumorosa, diciamo. E la prima cosa che ha fatto saltare la luce e dopo è tornata a venire, io non le hai sentute, però hanno detto gli operai che erano in doglie, e all'estate il terremoto, all'estate il terremoto, all'estate il terremoto. Quando è partita la seconda scossa, io ero in doglie di una porta, quando ho cominciato a sentire a ballare, e sono stampato in tal placiale, perché gli hai detto, sì, come ti dicevi prima, il discorso ti viene di stampare. E avrei fatto 15 metri, non di più, e dopo non arrivavi a correre. In quel momento, io ho messo le mani sul chiave e gli hai detto con lei, e è grande la roba. E dopo, subito dopo, hanno cominciato franis, temon di fronte, praticamente, per esempio, la che è la zingareia in carne, perché monta lì di fronte, franis, fum, e così e là, dopo non è partito un fu, canti, drenti, eccetera, eccetera. Oltre che, bon, è stato assorbito il shock subito perché io ho cominciato a studiare il fu, così là, dopo non sai in che maniera che io è venuto da Taltiaf, avevo di là avvisare il parone di Zingaria, che era Aglemone, che era contesto, dice che era succeduto con lei, no? Cioè non arrivavano a quantificare no, cioè in un subito l'entità, la grandezza di questo terremoto. Sono arrivato fino a Vencione e dopo gli ho girato la macchina e tornato in su a casa. E tornato in su, ieri con un altro, l'ho tornato a portare su alla stazione di Chiargne, entri per il paese, cioè per Porto Svecchio, de Bande Nord, ben sentito, era tutto scuro. Arrivi da là che erano le scuole svecchie e vi ho avuto 4 persone, tra cui uno di che aveva di essere Diego dopo che gli altri no, come non mi pensi, e una femmina su un scuro verde che era nene di Cuco. Allora arrivi io con le Olimpiadis, mi fa, tu hai la macchina massa piccola, no, non sta su, io avevo un prince, non sta su con lei. E gli hai detto, c'è moltesa, e non è massa bene, diciamo, perché avevo già cominciato praticamente a fare la conta di che mangiavi. E diciamo, con lei non trovassi un. Allora, fate il giro, entra per partis via Svencione e sono arrivato su in te place,
lì allora come fatto un centro di prime accoglienze, cioè praticamente aveva inviato il box del proloco e tutto il paese, diciamo, sud o quasi tutto, allora là lì e lì è chiamato mio padre e mia madre e che gli altri, dopo si è cominciato a capire. E tornando sulla domanda che tu mi avevi fatto, la più grande paura io l'ho avuta il 15 di settembre invece. E mi era stata impressa quando è venuto il speech. Perché è stata la cosa minore, cioè tornate da U, tanto fonte in indicono storia, è stata questa cosa minore a onde forte. E allora sì, si trafficava sempre, si cercava di essere utili. Bon, ieri già venuto su, da dopo le dichiarne, ieri capire praticamente dove sono lì, con i tennis. Faccio una specie di stale così e colà. E sono Ross, quando gli state queste cose, non sai in che maniera, mi sono girato e gli ho chiamato il speech. Perché era sempre la chiacchiera in quartis, che il speech di Sora Chistiela era leato con gli Dennis perché non colli, cioè era una favola che contava ai frus, però sa tutti mi giri e gli hai veduto in tal sotto, praticamente di là che l'ha molato, a salta fuori dal fumo, come des niolutis. In tal giro di 2 secondi è partita tutta la sleffe e tal momento che gliel'ha a contatto col sotto gli sento calcare ha fatto fuori tutto un fumataro di questo grande niule di fumo e gli è saltato fuori una slaccare, io lo chiamo slaccare, disegno un tocco di clap che poi avevo avrà avuto un 4 volte la cucina con lei disegno, quindi un 30-35 metri quadri, è saltato fuori così dal fumo e dopo praticamente quando l'ha perduto la forza si è depositato sotto. In che volte gli hai avuto paura perché aveva dei disegni e senta di perché dal 6 di mai all'era di gnotto, cioè non si è, io non è arrivata, cioè gli hai capito, i te di dopo i dumps che aveva fatto, ma avevo in tal momento in che volta mi era stata una roba proprio che, cioè neanche paura, ma un senso di smarrimento, ecco, di sin. C'è che poi essere, pensavo c'è che poi essere la vita scombatti così, colà, sì, perché dal 6 di maio al 15 di settembre si aveva cercato di migliorare la situazione, così colà e ti infettunz, che io ieri tornato a lavorare in tesengheria e vi ho detto che questo po' di disastro, perché avevo di lui io una roba che ti dispurno i pensi di non arrivare a cancellare questa immagine. Il SIAT nos hanno detto bisogna evacuare parte, sì che non è, cioè non aveva posto neanche di. Allora noi abbiamo fatto a Lorenzo, che è un top di Prato, che vedi qua. E sono arrivati i militari, si è dato una mano a montare i tendis. In te di dopo non sai se era minore o dopo di mesi, si vede che dal metano mi hanno avuto ordine di svuotare i tubi praticamente e io ho svuotato a Vencione tra Bordan e Vencione,
a sentì questo rumore sordo, sì, amplificato. E la gente, sì, cioè, non arrivava a capire che poteva essere. E dopo, vi dormiti, Timone sera e lì, e dopo nos hanno detto, l'amministrazione comunale ha pensato di spostare tutti quartis in chiarnie alle desingherie che disin praticamente era stato occupato, bon, la zingheria era 2 anni che era partita e avevano occupato, io che ero la penultima tenda, ero praticamente altezza dagli uffici de Ferrade, de Pontebane, in su era stazione di Chiarnie e Quartis, tutte lì. Io sono passato con i tecnici dall'Emilia Romagna un 20, quindi sarà stato gli ultimi prima delle elezioni, che sono state 5 anni, sono state anche le elezioni, prima delle elezioni, a fare il censimento cioè praticamente mi hanno detto la dell'amministrazione comunale, Giorgio, tu conosci Avonde ben Puartis, tu varesti di là con questi 2 ingegneri, du là che dicono c'è che di buttare giù, c'è che di lasciare su e tutto das e dicono il nome dei proprietari, al manco per sommi capi, cioè, però erano pochi chiasi, cioè che 4 chiasi che sono restati su Cumò e altri 2 che salere con la legge 17 di tornare a fare quarti salire valeva la pena di recuperarli. Dopo, sì, ma la grande pacche le ha chiappate il SIS, perché per il 15 di settembre quarti salere già nettato, e quindi non era sì, non è come a Vencione che Vencione è un'altra storia, la pacca o ospedale di anche se aveva impuntellate così e colà, alla perché io non arrivo a capire se il 15 di settembre qualcuno dice che era manco, boom, disegna l'agi su chiasi che erano già segnati, quindi bastava un po' per finire di buttare giù, però è stato forte anche quel di settembre. Ma dimmi, tu che tu hai girato tutto il paese, queste chiasis nuovis, cioè c'è molti era il patrimonio di chiasis, cioè erano nome chiasis nuovis, fatti di classi, erano chiasis anche fatti qualche anno prima, tipo che di so nono, e io li spugnovis, no? Sì. Dopo c'è uno che di fronte, che era in Australia, in Canada, che si di fronte lì, che anche quello era un immigrante, no? Che anche quelle case nuove, ci sarà inizio degli anni 70 che hanno le cose, no? Era poi il patrimonio, come era? Il paese era tutto vecchio, che per me è roba dal 1500-1600 sicuramente. E infatti chiasis novis era la più nuova era che di Sonono lì, dopo andare, che di essere la Juve era stata fatta perché era stata bombardata in tempo di guerra, però era fatto, aveva gli soletti di beton, però aveva il muro di clap. E dopo era alle di Sofradi che chiesa grande, blanche, circa a 10 paesi sulla sinistra, ma anche che è stata fatta su dopo le guerre, con i soletti, però sempre la struttura portante in clap. Che su di ore
e là che era la chiesa vecchia dei Tinics, che dopo l'aveva tolto anni che era l'ex baron de Zaffa praticamente, che era nato in Francia, che era ristrutturata. E una chiesa invece che è stata ristrutturata, forse l'ultima, e che è da Zamolo, di Zora di Esse, che è di quel colore verdolin che è lì sì, non era impresario, era operaio lui, ma alle partite a Basco, le colonne, si è là fin sul cuvierto, ha fatto il cuvierto in beton, fatto i soletti di beton, tanto è che sì, dopo la chiesa era inagibile per il fatto del mondo, ma se no, che forse era l'unica chiesa che si poteva essere sicuri, perché che la lì che ha lavorato lui e anche un'altra chiesa, tanto per fare l'esempio, Casua Santa Rocca, strada che è sulla strada, anche che ha messo la manata Riccardo, che sì, infatti beton e fier, i pensi che al Podares fa disin barbe a qualche ingegnere civile. Sì, che sate chiasis erano un tic regolatis, ma erano tutti chiasis disin fatis di clap e soletis di tras, quindi ha lavorato il muro, all'ave di una banda, i soletti se lavano, sì, il trav di legno all'ave di che altre, e aveva in qualche d'uno aveva arpato le chiasis in che volta che era stato il Taramot a Vergenis, anche a lì che ero stato io, aveva messo 3 arpis in tal prim plan per tenere a, ma indubbiamente che dopo le elezioni, no, anche un teninin di campanile, perché sì, come caso c'è, là che si nasce, i quindi non stiamo più 3 plans e ognuno torna al suo paesello che è tanto bello che non era. Sì, si aveva tirato fuori che si poteva disegnare le chiasis, recuperare talc e aveva messo in tal un capannone in dai plans lassù che dopo è stato disfatto quando hanno fatto i marchias. E si invigno su e era in accampare sotto quel cacar grande che è la via di mio barbe. E lì i vi cominciato a fare su perché li vacchis li avevano in quarti svecchio in testale di sofradi mettuti insieme e avevano fatto il fen, sì, non era in stas, cioè con la scusa è venuto il Taramot, no, sì, aspettiamo lo Stato. L'idea era di continuare negli vecchi disegni, allora il sostentamento che si aveva, però in che dia minore dal 15 di settembre, allora alle disegni avevano già cominciato l'idea di fare su una specie di stalle, avevano già messo in piedi i tras, fatto il cuvierto, di portare i vecchi di quartis perché era più comodo, perché bisognava la via 2 volte in dia da ora mangiare, così là, invece sta lì, tu saltavi fuori, si aveva messo su in piedi un par di box, oltre alle tende, dopo avevi fatto un gabbiotto, disegno con le parti recuperate di chiesa, metto dentro i spoler per fare il minestrone, cioè c'ero di, però dopo c'è che è succeduto e vendi vacchi seviglieri perché no.
all'era di accentrare, cioè il discorso anche giusto, perché se tutta la gente è in un posto, il miedi, il mangiare, la roba che portavano e veniva distribuita in un posto, più smembrata il lavoro, la popolazione, più è difficile stare da ora. E più che altri, il discorso era di tornare a Portis deve rinascere qui, famosa scritta per Ampe, per la sola sull'iglesia, che dopo il 15 di settembre, quando è venuto io che il popolo di club in te strade e non ha smoralizzato anche un teninin, perché all'inizio l'amministrazione comunale aveva quasi tutti i quintri la popolazione, cioè comunque sanno di poi arrivi a capire il perché che l'amministrazione comunale voleva praticamente i quarti aveva dirsi cancellare, aveva di là un tocco a Vencion, che volevano vendere là a Vencion e che gli altri si vendere là in Tiagna, perché lì non si prestava il posto per tornare a costruire, cioè potevi costruire che quattro case, ipotesi, il borgo, Gnox, lì, al Chiavris, però tutto il nucleo di Puartis era vincolato, perché il 15 di settembre avevano capito veramente che non tu tornavi a fare il paese in Puartis vecchio, che era i pensi che poi, cioè era diventata una soluzione, ma no a lì, che era scontata in qualsiasi momento. È meglio lasciare la Calais, per non tornare a Chiaf a rinnovare che sbrutti robi, sei. Pagno conto. Allora, la maggior parte sono là, Bibion, Lignano, là che sono là, disegna, che i quattro che si avevano le attività, il lavoro, si resta a scuola, si va a dare la roulotte, in febbraio-marzo ha cominciato a fare i prefabbricati, casurisore, al giro di 2, 3, 4 mesi, come non arrivi a dirti quanti si entrano in questi baracchi, sì, dal periodo invernale che si aveva fatto in roulotte e tende alla baracche, si era sciolto. Sì, bisogna dire che calmadit si era sciolto. Però automaticamente, allora dopo ha cominciato, sì, noi si sta tra i primi a entrare, dopo ha cominciato, migliorando anche la stagione, hanno cominciato a venire donne, sì, perché avevano di lasciare libero, perché avevano di là in ferie a Bibio, e dopo hanno occupato tutti i baracchi, e dopo si è cominciato e si arriva a avere i baracchi con lei, ma l'amministrazione ha intenzione proprio di mandarlo in Timò, perché tal frattempo aveva cominciato a fare l'ANA e aveva fatto che stiasi scavidicare. Però era una roba nasciuta che non clamava in Timò il paese, anche se era in entrare spiegare. Sì, allora un bel gruppo di è entrato in questa stiasi sana e vi cominciate a dire, ma che avete proprio intenzione di cassetti un nucleo perché avevano di spindi i BES che erano rimasti dall'America e così là l'ANA si prestava a fare, e allora vi cominciate a pensare la strada quale? La strada quale? Vi detto, se lì a fare le chiese sana si pensava a prendere colpa anche delle bande di là, cioè praticamente di continuare a venire su con il bordo di Chiavris. Però lì erano i discorsi dell'alta tensione, la ferrata, così, la strada, cioè erano dai vincoli.
E allora io vi dico, ma se continuiamo a fare il paese di stiasi sana, calva so così, il discorso è che all'era tutto terreno agricolo. Allora abbiamo cominciato a fare le riunioni. E le riunioni le facevamo, la prima riunione, io mi pensi, sono andata a domandare la clave al plevan e gli ho detto, sì, ha invitato anche lui e discussioni che seguirà, sì, viene invitato tutta la popolazione che, sì, sì, cioè in tal primo picciolo si era già a spar capisci un tininin per buttare le basi anche di quel che aveva di tenere su l'orazione e così e là e gli hai detto sai che Calvegna anche lui sì che tutte le campagne se sono buone per capire. Mi ha dato una risposta che non mi ha lasciato contento, mi dice così, non mi ha lasciato contento e non l'ho presentato. Fatto la riunione, la int e ha detto sì, se che hanno sbagliato, che disegno è un che non è il presidente e che l'altro Così non, solo la IS. un alle IS l'altro alle Valerio. e che l'altro alle Valerio, perché disegno anche avevano dai titoli di scuole in quel momento una alla geometra che l'altro perito e che gli altri si erano ridotti leggermente sotto. Quindi i vini retigno che di cominciare a sondare a Viodi. Allora tramite uno, tramite che l'altro, sfurducce di una banda, sfurducce di che altre, e così, e colà. L'intervento pubblico tagliava in callava dopo anni. Non sai, come a dire la verità, non sai in che maniera che è stata fuori di formare queste cooperative. La quale, allora vi detto, oh, formile, e vi firmato, e vi dato l'incarico a uno studio che non fa i disegni, sì, disegni allora praticamente già stabilito che aveva di essere un chioso modulare per continuare i pregi e nel frattempo viene anche scelto, cioè sta io a Pordenone, a Viodi, queste dite c'è che faceva così e là e si impartisse in trombe. Il primo attrito che è saltato fuori col plevano è saltato fuori in tal momento che lui ha detto che sotto un stesso cuvierto non può essere la Iglesia e la riunione del Partito Comunista. Centro sociale è comunale. Allora il centro sociale era dato in tal momento che erano di feste grandi di poter dropare la sala grande e dopo durante la settimana o durante la domenica era durante le osterie come era a vonde per però lui ha sempre avuto un attrito, cioè lui ha avuto l'attrito con l'amministrazione comunale, io penso in prima dal Taranò, forse paratris robis sos o robis del barocchi, sì, disegni, che gli altri erano Roche, sì, due linee diverse. Due linee diverse. Però disegna il discorso in tal momento, io ho sempre ragionato, in tal momento
di bisogno, delle emergenze. Non vendi là viodi, cioè i vendi che passi per mano e i vendi fa, Cioè, l'alternativa qual è ieri, non sai. Cioè, come idea, o tu potevi sca e avevi già cominciato al pinso a fare il di sana, o se no tu l'avevi a chiarne, O se no tu l'avevi saputo giù. eh, E all'era smembrato il paese. Perché ti dicerai un'altra roba. Che chiesa la vie, che è la canonica e è comunale. Come che era in Puerto Svecchio. E è proprietà del comune, però in gestione iglesia. Quindi saranno state perdute che strutture lì. Che in Chiarne non ha la canonica, perché stazione o plauso, stazione di Chiarne, c'è che vuole inclamarlo, che frazione di ore era all'inizio sotto quartis, che dal 60, 50 volte, 60, è stata passata come parrocchia. Non c'è nessuna ordinanza fatte, però io penso che se al foscolato un clap non tan grande, pagliato o per una macchina che passa tuttora, e vignare si fu tanti di questronis perché che sono e perché che sono stati. no, anche perché hanno fatto passare la ciclabile, per niente, là, tipo mono, quindi, C'è che gli è stata fatta una riunione anche in Singapore, sul centro sociale, dell'Accademia della IN, che non con il sindaco vecchio, dove era venuto fuori il problema che sono chiesi che sono sulla strada. scusa, la proprietà di qui, come di Schiasis, Proprietà dai paroni. dai Paron, sì, Paron. ah ok, sì, sempre dai Paron. Dai paroni se sono. Non è dal comune, il No, comune non ha mai fatto no. stato, Non è stato espropriato il comune, il paese. Alle domme non possibile costruire fino a un certo limite che sono due chiasis che sono fuori dalle linee geologiche, sì. che sono Sì, che alla tipica il di tipo del lavoro, Gomino, le disegni e al lì a Santa Rocca. Però, tornando sul discorso di prima, era fatte queste riunioni dove che l'amministrazione comunale sì, e dopo noi abbiamo detto, ma guarda, l'amministrazione comunale non può sì, che schia, cioè anche l'antavio della legge di ricostruzione e dice che per la ricostruzione il contributo, sì. bisogna che la chiesa sia demolita, cioè infatti, non agibile, perché qui si può tornare. Comunque noi abbiamo detto o che io ne chiesa dove che il parone si rende responsabile, s'accolla un clap o così là, e se no guarda l'amministrazione comunale O Vevis, poiché ha il bottaiolo. di demolire. E allora ha detto, sì, è semplice di per demolire. E io definito la ricostruzione, dove che hanno bisogno di base per finire la ricostruzione, tanto all'estate che dove che era stata nene, Sì. le ha demolite su Gina, cioè dopo che era dentro l'amministrazione comunale, in quel momento dopo, sì, è arrivata a combinare, era talmente lasciate su perché Là a Porti Svecchio. sì, a Porti Svecchio. Sì. Però che è il discorso. E dopo anche era stato detto ci sarà la strada insomma da qui
che entrin, sì, tu hai messo il via divieto, l'ordinanza e tutto, e che entrin, e tu sai. Però, vuoi dire, il problema è che come nessun sindaco la fa l'ordinanza, nessun sindaco la buttato gli schiavi, hanno fatto passare il ciclabile da mezzo al paese. Quindi come il fatto che in settembre si presenti queste messe in sicurezza, no, di tutti gli edifici, che garantirà che a manco non va a sdicolare granché, insomma. Sì, faranno des protezioni Che di la- Però dice che dai anni non ne sono sindaci, no? non si è interessato più che tanto. Dopo si può anche tirare fuori il discorso del cimitero. Anche a lei è un juez che stava con qualche don dal cimitero e alle Come non di quarti, tu dici? Sì, sì, capisci? È stato proprio un... L'amministrazione comunale aveva dato ai plans, i colomberis, perché che Scusa, dai plan se sono... in Chiarnia sta Ah, cimitero. sì, Che sì. a lei alle cimiteri Sì, comunali. sì. Però tante int comincia a dire io il pare, io il nonno. Oh, ma che era il comune però, cioè che Sì. lì diare del comune, no? Tanto non è difficile. il Teosul, il cimitero non è più, il cimitero di Quarti Sì. non è più comunale, è stato dismettuto dal comune. Ah dai, lì qui il comune. Alle, alle proprietà, non sai di come. No, perché il Perché cimitero che- era un po' più facile, da stessi cimiteri alle comunali, alle consacrate alle comunali, non era il paese che di ogni Però è stato dismettuto come tanto lei che se uno lavora di là sotto i Quarti si fa la busa per solo, non viene il pisighetto che si chiamava il pisighetto comunale come calva in Chiarni a Vencione a Plovere, però il discorso, se ti colleghi un club, se vengono una scossa così là, cui paia, perché che sì, al fin de corsa, e qualcuno alla rimetti la manuta te sacchetta, non metto sacchetta. e anche così. Boh, nos dizem graça, não? Os dois contatos.